Mio marito è stato un momento che adesso, piuttosto che faccio una vita, come si dice, da disgraziato, perché non era sempre alti e bassi, aveva. Ha voluto un litigio con me, ha voluto farla finita. Ha sparato ieri sera, che è morto con me qua. Non c'è niente da dire. È stato un momento che è andato di sopra e le ha sparato con la pistola. Ha detto così è salvo, sta meglio là che qua. Lui la pensa così, ma mio marito è una brava persona, la conoscono tutti, tranquilla. È stato uno shock anche per me, perché mi è morto morto, si può dire che era quasi morto perché aveva un proiettile uscito qui, è andato fuori qua, che dentro sangue non ce n'era, che io non mi ero neanche accorta che c'era. Non ti ha preso, mamma sto morendo. E dopo ho visto che l'interno era già, sì, penso che sia stato emorragia interna. È qua ma è peggio di me, perché per fare un atto del genere estremo bisogna avere tanto coraggio, penso io, che io non l'avrei fatto, però mio marito era già fissato che se succedeva qualcosa avrebbe finita. È sempre un figlio, anche se era così, era buono, ci voleva bene, noi abbiamo fatto quello il meglio che è potuto, anche di più di quello che meritava, così, ecco. Non c'è altro. Io lo ricordo, anche se sì, mi ha dato tanti dispiaceri, grazie.